Si è svolto lo scorso 14 febbraio il primo dei 4 webinar relativi all'educazione civica e alla salute del bene comune. L'iniziativa è rivolta ai docenti di 249 istituti superiori di secondo grado della Sicilia e promossi nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, detto USR, Rete Civica della Salute, e conferenza dei comitati consultivi delle aziende sanitarie e ospedaliere. L'apertura istituzionale del webinar è stato curato da Barbara Floridia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, per la quale il modello di attività proposto è un esempio di best practice per poter esportare anche nel resto d'Italia. Il seminario ha registrato l'intervento di Bernardo Giorgio Mattarella del Comitato Tecnico Scientifico per l'Educazione Civica del Ministero dell'Istruzione. Hanno introdotto le relazioni Stefano Suraniti, direttore dell'USR Sicilia, Pier Emilio Vassa, coordinatore regionale RCS, Pre Francesco Rizza, presidente conferenza CCA, Bernardo Moschella, dirigente dell'USR Sicilia, e Ignazio Testoni, docente assegnato dell'USR Sicilia su progetti nazionali. Il webinar è proseguito con il masterclass di Guido Chiarelli, coordinatore nazionale dei sociologi della salute, e le relazioni di Anna Maria Di Falco come riferimento civico della salute e dirigente scolastico formatrice di Emilia Germanà, riferimento civico della salute di Palermo ed esperta, e Maria Grazia Romano come referente della scuola RCS e docente. I prossimi appuntamenti via webinar si terranno il 23 febbraio con l'approccio One Health, il 1 marzo sull'ambiente, il 9 marzo relativamente alla comunicazione, con inizio nel pomeriggio alle ore 15.